È l'esempio di una tradizione popolare, nasce anche come tradizione religiosa che poi nel tempo si è evoluta e ha messo come protagonisti coloro che lavorano, diciamo, nel campo dell'agricoltura, della zootecnia e dell'innovazione soprattutto tecnologica. Oggi l'agricoltura è diversa rispetto chiaramente ad alcuni secoli fa e bisogna stare ai tempi, è un momento anche di scambio ma è un momento anche culturale, tant'è che poi gli eventi intorno a questa grande fiera dimostrano anche la qualità della programmazione, quindi ringrazio l'amministrazione comunale di Lonigo per tutto quello che farà nelle prossime settimane. Non è solo la fiera, ma attorno alla fiera abbiamo un mese di attività in cui la nostra città presenta tutte le proprie eccellenze che sono, per quanto riguarda la fiera, ovviamente tutte le eccellenze del settore agricolo, vitivinicolo, e artigianale, commerciale, ma oltre a questo abbiamo una fiera, stiamo parlando di area coperta di circa 7.000 metri quadrati, un'area scoperta di circa 40.000 metri quadrati, più di 450 espositori, circa 100.000 persone che in un weekend vengono a visitare la città di Lonigo, ma questo è solo una parte di quello che è il periodo di marzo in cui la città ripresenta tutte le proprie eccellenze. Abbiamo la prima settimana in cui la Proloco organizza la mostra scambio, che è una cosa incredibile perché tutti gli appassionati a livello nazionale vengono a Lonigo per trovare quei pezzettini, il carburatore, il freno, per mettere a posto i loro mezzi meccanici, le loro macchine, le biciclette. La fiera è l'elemento principale, a parte della nostra città, è la manifestazione principe di tutto il territorio, dei Colli Iberici, del Basso Vicentino, ma gravita anche su altre province come la Bassa Padovana e il Basso Veronese. Di conseguenza comprende un'area che possiamo dire gravita su quasi il 50% del territorio del Veneto. L'importanza della manifestazione è quella principalmente nata come esposizione di macchine agricole, si è evoluta nel tempo adeguandosi anche ai cambiamenti e anche alle impostazioni e integrazioni volute dalle amministrazioni comunali che sono succedute nel tempo, ampliandola perché obiettivamente in occasione della 500esima edizione si è trasformata in campionaria, di conseguenza sono state coinvolte tutte le altre attività oltre a quella dell'agricoltura, principe, ripeto, perché è quella che occupa il maggior spazio espositivo della fiera. Teniamo presente che l'ippodromo, che è di circa 45.000 metri quadrati, 10.000 netti sono occupati dal settore delle macchine agricole, 80 espositori, una delle più grandi esposizioni di macchine agricole del Veneto. Poi c'è l'attività artigianale e commerciale che sono sviluppate in aree tematiche specifiche sempre all'interno del parco ippodromo, oltre a svilupparsi lungo tutte le vie del centro storico. Tutta Lonigo è coinvolta nella fiera, ha uno sviluppo diciamo in un percorso quando il cittadino, il visitatore viene a Lonigo che supera i 5 chilometri. La fiera di Lonigo è proprio quella di integrarla con una serie di eventi, per cui tutto il mese di marzo ha eventi per tutti i gusti, dalla mostra scambio, Lonigo in fiaba, la festa per i giovani e questa è la caratteristica naturalmente che per questo territorio diventa importante, perché la fiera è un momento che dà grande visibilità e come tutte le campionarie in realtà fagocita. In questo modo invece siamo riusciti con delle tematiche, con degli eventi a tema a veramente arricchire ulteriormente la primavera di Lonigo e quindi tutti in questo mese hanno possibilità di divertirsi e di trovare qualcosa di interessante da vedere.